Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogocomunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, buongiorno soprattutto a Carlo Cambi, che vedo già perfettamente collegato in audio e video, e si rinnova il nostro appuntamento con gli scorretti nel segno della meravigliosa nuova sigla preparata dal nostro Vincent De Maio, che richiama il va pensiero, che sfrutta, che usa, che utilizza il va pensiero, come ci siamo detti la settimana scorsa, Carlo. Bella, molto bella. E il motivo c'è. Perché ci siamo accorti che quando il Presidente della Repubblica, per festeggiare gli 80 anni della Costituzione italiana, si rivolge a Beethoven e all'inno, diciamo così, europeo, Inno alla gioia, noi vogliamo tornare all'origine della identità italiana, ed ecco a voi il va pensiero. Che risuonò anche quando Trieste divenne definitivamente italiana, no? Esatto. Tra le altre cose. Esatto, perché sai, questi fanno i furbi, cioè vabbè, lasciamo perdere. Ieri sono successe cose al Parlamento europeo che voi umani, vabbè. Ecco, cominciamo da lì allora, cosa è successo ieri al Parlamento europeo? Ma continuiamo così, facciamoci del male. Cioè, questi parlano di valori democratici, di democrazia, poi quando i rumeni votano che a loro non gli piace, gli annullano le elezioni. Quando Vannacci, AfD si affacciano all'agone politico con buona probabilità di successo, li mettono sotto inchiesta. Quando un governo come quello di Fico si dice ma guardate che io su ste armi non sono d'accordo, quando lo stesso Tusk dalla Polonia dice guardate che a noi sta Germania così armata ci dà fastidio, botte da Orbi, non gli danno i soldi, le sanzioni, però poi dobbiamo dare i quattrini a sniffolo, come non ci fosse un domani, non ci dobbiamo preoccupare della corruzione, veniamo a sapere che questi si ammazzano fra di loro cercando di dare la colpa ai russi, che hanno tutte le colpe del mondo, sia chiaro, e noi dobbiamo dire quanto è bella la democrazia europea, ma a me francamente mi viene da vomitare, cioè, se devo essere sincero, e non li sopporto più, e vorrei che alcuni partiti italiani riprendessero quella sana, meravigliosa campagna fuori dalle balle, dall'euro e dall'Europa. Che ci sta, no? Ci sta ancora più che mai, tutto sommato. Ma li sento dire delle robe assurde, tipo la NATO europea, tipo, e poi dopo stanno tutti ad Ankara a cena da Erdogan, che è uno che chiaramente vuole distruggere l'alleanza mediterranea per comandare facendo secca l'Italia, e noi dovremmo essere pure contenti a giudizio di Tajani, uno che ha dichiarato alle sue televisioni se Israele fosse distrutta sarebbe una benedizione di Dio. Noi vogliamo con questi portarceli in Europa, parlarci, fare finta che sono bravi, ci inventiamo la NATO europea, il riarmo europeo, l'esercito europeo. Domanda: ma chi sono i generali di questa Europa? Chi decide che cosa deve fare questo esercito? Qual è il livello democratico attraverso il quale il cittadino europeo può decidere se gli piace o non gli piace fare la guerra? Tutte queste cose sono assolutamente particolari, trascurabili. E leggo dei commenti di invasate tipo la Natalie Tocci che mi fanno venire i brividi. Sembra che questi non stiano aspettando altro che di poter menare le mani per dimostrare a Trump che loro sono forti e bravi, che la Germania
ha la leadership assoluta in Europa e comanda come Cristo le pare, e noi siamo sudditi felici. Il problema è che vorrebbero che noi fossimo accondiscendenti alla distruzione della nostra identità nazionale a vantaggio di una follia programmata che è questa roba qua dell'Europa in guerra. Cioè, in altre stagioni la stampa democratica avrebbe fatto un casino della Madonna, e invece tutti appecoronati, che bello, che meraviglia, che meraviglia, e stanno a domandarsi se la Meloni è arrivata prima o dopo a cena, se c'ha la gonna sgualcita non ce l'ha. Cioè è una follia, è una follia. Carlo, tu che hai letto tutti i giornali anche oggi per la tua rassegnata stampa, sì. Intanto vabbè, ti faccio la solita domanda perché può essere utile anche per noi che non li abbiamo letti, che abbiamo casomai ascoltato qualcuno di noi la tua rassegna stampa. Ma cos'è che tiriamo fuori di buono? E poi seconda cosa, su questa storia del vertice NATO io vorrei un tuo punto di vista sintetico, se possibile, no? Perché leggo sulla Verità, l'ottimo Stefano Graziosi, che conosciamo benissimo, qui aveva una sua rubrica anche qui a Radio Libertà tanto tempo fa, che comunque la sintetizza più o meno così, no? Trump si allontana dall'Europa, ridisegna le alleanze, stringe il rapporto con Erdogan, con il presidente turco, si allontana da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, alla Turchia promette gli aerei da guerra, gli F-35, e questo rafforzamento dell'asse tra Stati Uniti e Turchia irrita Israele, che peraltro era stato storico alleato della Turchia, no? Per molti aspetti, anche militari. È una sintesi corretta dal tuo punto di vista? Va integrata? Sì. Graziosi è stato bravissimo nel raccontare. Manca, ma non è compito di Graziosi, forse è compito anche nostro, tuo e mio, l'analisi del che cosa significa questo accostamento di Trump verso la Turchia e perché avviene. Perché avviene. No, anche perché storicamente, Carlo, e anche dal punto di vista pratico, la Turchia non può essere considerata nostra amica, no? Assolutamente. Come no? Cazzo, la Merkel ha fatto di tutto per portarli in Europa. No, ho capito, però io non credo che possa essere... E non ti dimenticare che la signora Merkel ha staccato con i soldi degli europei un assegno da 5 miliardi a Erdogan perché non gli facesse arrivare più i siriani. Beh, lei aveva anche i suoi motivi storici, perché la Germania è stata storicamente terra di emigrazione turca per manodopera, sì. no? E aspetta un attimo, e ricordiamoci anche che i giovani turchi erano alleati di Hitler nel fare fuori gli armeni. Gli armeni. Anzi, comandavano l'esercito armeno e gli ufficiali tedeschi. L'esercito turco, chiedo scusa. Ovviamente. Ogni tanto la storia va anche riraccontata, no? I turchi sono quanto di peggio esista sulla faccia della terra. Ergo, questo avvicinamento di Trump come va letto? È molto semplice. Allora, la strategia americana, la politica estera americana ha un punto fermo: controllare gli stretti. Infatti, perché stanno incacchiati come aquile su Hormuz? Perché Hormuz è uno stretto che gli è scappato di mano. E perché voglio controllare gli stretti? Perché dagli stretti passa il commercio mondiale, mi pare evidente. Ora, in Mediterraneo ci sono due stretti fondamentali, Suez e Gibilterra, ok? Se tu blocchi Gibilterra o blocchi Suez, la rotta, quella corta che dal Nord America arriva in Estremo Oriente, viene bloccata. E chi è che oggi si candida con buona pace di italiani che gliela fanno sotto e manco se ne accorge a guidare la politica estera del Mediterraneo? Erdogan. Quindi Trump fa un'alleanza momentanea con Erdogan, che peraltro è il secondo esercito della NATO, per avere tranquillità in Mediterraneo, per poter dialogare con Putin senza scoprirsi, perché Erdogan è il primo emissario di Putin. Non vi dimenticate che tutti gli accordi sul Mar Nero sono stati fatti attraverso Erdogan, e poi perché Erdogan tiene a bada Bibi Netanyahu, che è ritroso nell'accordo fantoccio che Trump vuole stipulare con l'Iran, dicendo: caro Iran, tu non rompi più le balle, però io non ti faccio tanto male. E mentre Israele, sapendo che nella Costituzione iraniana c'è scritto che lo scopo dell'Iran è distruggere Israele, vorrebbe portare il conflitto un po' più avanti. Ecco, Erdogan viene utilizzato come deterrente nei confronti di Israele, perché Erdogan, come ti ho detto, ha detto, mi pare un mese scorso, alla sua emittente che se Israele sparisse sarebbe
la benedizione del cielo. In tutto questo, ciò che non hanno capito è che Erdogan non è un democratico, e siccome Trump è abituato a trattare con la gente che cotta e mangiata, e che quindi non ha tutte le, come dire, i fastidiosi intermezzi della democrazia, preferisce. E d'altra parte, facciamo un ragionamento: se tu fossi un americano che deve affidare a una potenza altra la sorveglianza di un'area, la daresti alla Germania, che ha sempre mostrato nel corso della storia una volontà egemone che diventa un tuo competitor, o a chi ti fa la guardia al bidone di benzina accontentandosi del salario che gli dai? Faresti la seconda, e quindi Erdogan questo è. Però per l'Europa non è un grande affare. Ma l'Europa non esiste, noi continuiamo a parlare di questa Cristo di Europa, non c'è, torno a ripetere, come No. disse Henry Kissinger: mi date il numero di telefono a chi devo chiamare per l'Europa? L'Europa non c'è, però noi ci Immediatamente. siamo dentro, quindi bene o male, per noi allora non è un grande affare, per Il giorno in conseguenza. cui la Meloni o chi per lei si alzerà dicendo ci siamo rotti le balle, o a Bruxelles cambia tutto o ce ne andiamo, sarà sempre troppo Beh, lo tardi. aveva già detto 4 anni fa, la pacchia è finita, no? Sì, mi pare che siamo dentro con tutti i piedi e le mani, però vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti mica troppo, perché comunque sono questioni che 4 anni fa erano tali e quali. Quindi Ma è come la assolutamente, mettiamo? no, c'è un aggravante, Mh. che 4 anni fa la Germania continuava a pensare di essere la più ricca del bigoncio. Oggi la Germania è povera ed ha una volontà egemone evidente. Se tu leggi l'intervista a Weber di oggi sul Messaggero, ti vengono i brividi, perché non è molto diverso da ciò che dicevano i tedeschi nel 32, 34, 36. Non è molto diverso. Quindi Carlo, se tu butti avanti l'occhio di 1 anno, 2, 3, cosa vedi? Beh, vedo, che spero ardentemente che vinca Marine Le Pen in Francia, che Sanchez cada, che in Italia rivinca il centrodestra, con la speranza di fare un Presidente della Repubblica di destra o di centrodestra, in modo che si possa andare a Bruxelles dicendo: abbiamo scherzato con questa impalcatura ridicola, facciamo un accordo commerciale forte tra noi paesi, smontiamo questa burocrazia di Bruxelles che non serve a nulla, e ognuno per conto suo. Senti, ma Le Pen col braccialetto elettronico? Ma dai, ma non glielo metteranno mai, la Le Pen ha stravinto. Mh. La Pen non solo ha stravinto su questa vicenda, ma questa vicenda le ingigantirà il Il consenso. consenso elettorale tu Sì, prevedi? ma poi voglio dire, cioè Mélenchon, la France Insoumise, l'estrema sinistra, che ieri ha detto delle robe che, se io fossi un francese, piuttosto che il pericolo fascista, come lo dicono, che chiamano loro, la Le Pen, sceglierei il pericolo fascista piuttosto che Mélenchon. Mélenchon ha detto che Hamas è un gruppo pacifico, e l'hanno portato in tribunale gli ebrei, i quali chiedono risarcimenti spaventosi. Cioè, la Francia è un paese ormai allo sbando, perché Macron non ha più nessuna tenuta. E poi voglio vedere che cosa succede in Spagna. Cioè, la cosa meravigliosa è che tutti parlano della democrazia, valori democratici, bla bla. In Spagna c'è uno che occupa di fatto il governo perché è stato sfiduciato dal Parlamento, ma tutto normale, va tutto bene. Boh. Carlo, secondo te Marine Le Pen vincerà le elezioni A dell'aprile mani basse, prossimo? a mani Perché basse. Secondo comunque me le loro, elezioni francesi son dietro l'angolo, aprile 27, e precedono sì, quelle italiane, quindi si apre un 27 piuttosto interessante da quel punto di sì. vista. Mh. Secondo te vince lei? Secondo me sì, perché lei era accreditata del 29. Secondo me con sta roba qua arriva al 32-33. Che poi questo significhi che la Francia avrà un governo di destra è un altro paio di Mh. maniche, ma che la popolazione francese non ne possa più. Cioè, io ho una certa confidenza con i miei amici francesi, e ti posso assicurare che
non ne vogliono sentir parlare, ma non soltanto a Parigi che è assediata le banlieue, ma se tu vai in Bretagna, in Normandia, anche in Alta Savoia, senti la gente esasperata, non ne vogliono più sapere. E sai, per i francesi poi c'è un altro problema, che noi italiani siamo sempre stati abituati a considerarci una nazione, come dire, di passaggio. Quelli sono convinti di essere ancora il centro del mondo e Macron li ha completamente dispersi da questo punto di vista. Sai, quando tu dici io sono l'unico che ha la bomba atomica in Europa, la mia force de frappe è sempre stata il fiore all'occhiello della République, e vedi i tedeschi che cacciano 100 miliardi di euro a botta per diventare una grande potenza militare, e tu devi dire di sì, ti ricordi che c'è stata anche la seconda guerra mondiale a un certo punto, sei un cittadino francese, e ti girano molto le balle. Già. Carlo, sono le 9:59, ci fermiamo un attimo, però tu stamattina sulla Verità hai scritto di una indagine Sì, è una giudiziario-politica. follia assoluta. Ecco, poi ce la spieghi perché è interessante il pezzo che hai fatto stamani. Però poi c'è la notizia del giorno e Adinolfi beccato come Sì, truffatore. stavo vedendo sull'agenzia ANSA che apre con quello. Ci sentiamo tra poco, Va bene. pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambis. Carlo, se sei d'accordo, partiamo dalle cose importanti, perché la gerarchia delle notizie ce la dà Certo. l'agenzia Stefani, detta anche Eh, agenzia la ANSA. fu La fu gloriosa agenzia zia Stefani, Stefani. che quando era la Stefani era un'altra cosa, una garanzia. Come dice lui, tutto funzionava bene quando c'era l'agenzia Stefani. Certo, che non me lo Esatto. metti più. Cioè, Te l'ho chiamato. anche in Europa hanno provato a fermarci, ma i nostri manipoli prenderanno quell'aula sorda e grigia Esatto. dal bivacco delle nostre truppe, catenacci. Esattamente, un bivacco di manipoli. Vale ancora. Comunque, la notizia con cui apre l'agenzia Stefani, la fu agenzia Stefani, la notizia di truffa, cos'è? Arrestato ai domiciliari, il signor Adinolfi, che si è appena Penso se avvicinato. facevano il titolo beccato un grosso personaggio. Sì, una roba importantissima, a quanto pare. Si è avvicinato a Corona e gli ha portato male. Vabbè, comunque spiegaci invece cos'è successo alla procura Allora, europea. c'è questa roba che se uno è un sincero democratico si dovrebbe, come dire, attaccare, incatenare, perché che cosa succede? Che i socialisti, che sono in compromesso storico col PPE e che governano, pur non avendo alcun consenso in Europa all'Europa, hanno deciso che i movimenti tipo AfD, tipo la Reconquête francese, tipo Futuro Nazionale di Vannacci, sono fascisti e che violano perciò i principi fondanti e fondamentali dell'Europa, e per questa ragione non gli si devono dare i contributi. Bisogna tagliargli i soldi. Sì, c'è un piccolo particolare. Punto 1. Se anche esponenti di alcuni di questi movimenti hanno effettivamente detto delle robe un po' fuori cioè, dei coppi, tipo c'è uno di AfD che ha detto beh, ma il nazismo tutto così, questo male non l'ha fatto, un altro che ha detto beh, tutto sommato liberarsi dagli ebrei non andrebbe malissimo, poi mi dovrebbero spiegare perché
quando lo dice uno di AfD non va bene, quando votano le risoluzioni pro-Palestina Va bene. a favore di Tagliagole e di Hamas va bene, ma questo è un altro paio di maniche. Insomma, su questa cagnara hanno detto mettiamoli sotto inchiesta e stabiliamo se violano o no i principi fondanti dell'Europa, dopodiché gli togliamo i soldi. Sostanzialmente togliergli i soldi significa poi togliere la legittimità di rappresentanza, parliamoci chiaro, e vogliono arrivare lì. E allora che cosa è successo? Che ovviamente Forza Italia, che sempre si accoda al PPE, il quale sempre ha interesse a mantenere questo legame con i socialisti per evitare contraccolpi sulla signora von der Leyen, che è quella che gli sta consentendo ai tedeschi di fare quello che vogliono. Non vi dimenticate mai che il capo del PPE è il signor Weber, tedesco integralista, più nazionalista di quelli di AfD, ma non si può dire. Hanno avviato questa inchiesta. Ovviamente si è votato, ha votato a favore di questa inchiesta addosso a Bannacci, AfD, tutta una serie di altri gruppi che sono riuniti sotto questa sigla ESN, cioè l'Europa Sovranista Nazionale, per cacciarli di fatto dal Parlamento europeo. Rifanno esattamente quello che hanno fatto con le elezioni polacche, con le elezioni dove erano lituane, e loro pensano che sia democratico solo quello che va d'accordo col mainstream europeo. Detto tutto questo, c'è una cosa da dire, che di fatto i principi fondamentali dell'Europa non esistono, perché l'Europa non ha una Costituzione. Non avendo una Costituzione che i francesi non hanno voluto votare perché c'era il richiamo alle radici giudaico-cristiane, il riferimento dei valori dell'Europa è l'articolo 2 del trattato istitutivo dell'Europa, che è generico. Fra l'altro ieri, e lo scrivo nel pezzo, gli ho beccato anche una falla, perché in quell'articolo 2 si dice per stabilire la parità fra uomo e donna. E allora domando, e tutta la prosopopea LGBTQ dove va a finire? Perché non dice fra femmina e maschio, ma fra uomo e donna. Quindi è un po' discriminante, direi, anzi molto sono discriminati, capito? E però sulla base di questa finzione francamente stucchevole e a mio modo di vedere totalmente antidemocratica, perché ricordo che la democrazia prevede di tollerare anche i nemici della democrazia, e perché la democrazia è così convinta di essere un valore superiore a tutto, che tollera i suoi nemici e li combatte con le armi della democrazia. E invece questi, sai che cosa vogliono fare? Vogliono l'usato sicuro. Beh, tu però ricordi giustamente in apertura del tuo pezzo che in Romania si è riusciti a far annullare le elezioni, no? Quindi... Esatto. E questo è il percorso che questi vogliono fare. E io dovrei stare in questa accozzaglia cacciando un sacco di soldi per riarmarmi, consegnando alla Germania le chiavi del potere. Questo è quello che loro pensano. Perché la gravità di questa faccenda sta in quello, sta nel fatto che tu mi dici queste cose sulla necessità di azzerare i nemici dell'idea d'Europa, nel momento in cui stai facendo diventare egemone in Europa una potenza che ha seminato terrore ogni volta che ha preso un mitra in mano, alla quale io devo dire di sì senza avere la possibilità di avere un'istanza democratica che sottopone a verifica le scelte fatte. Perché questa è la posta in gioco, e mi meraviglio che i nostri governanti non lo capiscano. Mi meraviglio di Forza Italia, che si bea di aver votato insieme al PPE questo schifo e che non ha avuto la forza di dire: scusate un attimo, noi siamo contro questi, perché bisogna essere contro questi, perché dicono delle cose aberranti, ma non tolleriamo la censura preventiva. Però Carlo, questo mi induce a farti una riflessione che ci porta sul nostro campo domestico italico in vista dell'anno prossimo, quello elettorale. Si ciancia tanto, no, del fatto che Vannacci prenderà dei voti, li toglierà alla destra, farà vincere la sinistra, ma non è che questo ruolo ce l'avrà Forza Italia invece di fatto, perché mi pare che Forza Italia sia ormai qualcosa di vagamente incompatibile con un concetto di centrodestra.
al quale sì. comunque il Vannacci di Riffe o di Raffe si sente obbligato di partecipare, perché altrimenti non incide in nulla. Se lui rimane da solo, dove va? Certo, Quindi noi ma la abbiamo, cosa che a abbiamo me capito anche da parte, tramite dichiarazioni di esponenti del movimento di Vannacci, che alla fine loro cercano l'accordo col centrodestra, giusto? loro vogliono una cosa soltanto, Vogliono dettare la linea all'interno del centrodestra. Esatto, e E vogliono diciamo che una qualche svolta, carta per farla probabilmente pensano ce anche di l'hanno, averla, e no? poi vogliono una svolta anti-europea, Mm. diciamo così, più decisa del Ecco, e a governo. questo Questo è punto il punto. Forza Italia che fa? Marina Berlusconi, eccetera. Che Il fanno? tema è che Maria Berlusconi l'ha già detto, non è che non l'ha detto, ha detto Appunto. io su alcune questioni Quindi, per paradosso, Carlo, la linea di frattura è in Forza Italia più che nel Vannacci. ma assolutamente sì, e ve ne accorgerete. E la cosa che mi fa, come dire, indignare è che la Meloni, per difendersi da questa traiettoria, diciamo così, di possibile scopertura a sinistra dell'alleanza di centrodestra, persegue una politica di sinistra attraverso i bonus, l'ISEE, eccetera, eccetera, e alimenta l'idea dello Stato vacca da mungere. Per me questa è una cosa inconcepibile, ed è inconcepibile come la Lega, invece di puntare i piedi dicendo no, ora ci fai la riforma fiscale, no, ora mi fai dei provvedimenti a vantaggio del Nord, perché è il Nord che è volente o nolente il motore economico di questo paese, cincischia e dice beh no, però allora l'autonomia, riscopriamo l'autonomia adesso, e che ci fai con l'autonomia riscoperta adesso a fine legislatura? Tu devi invece avere garanzie sui conti pubblici, garanzie su come ti poni in Europa, garanzie su come affronterai il dibattito della riforma del patto di stabilità, garanzie se sul safe, cioè i famosi soldi per il riarmo, sei in grado di resistere e di non andarli a prendere. Questo è il tema vero. Mi pare che non ci sia così sufficiente attenzione su questa vicenda, mettiamola così. In questo ultimo anno di governo, cosa ti aspetti tu dal centrodestra? Io mi Cosa ti aspetto aspetti in linea ideale e in linea pratica? Cioè quello che, quello che ti aspetteresti e quello che ti aspetti veramente. Quello che io mi aspetterei è la riforma fiscale immediatamente. Il taglio della spesa pubblica. Ho la vaga sensazione, Carlo, così la butto là, non sono un sondaggista, non ho dati, però ho la vaga sensazione che la riforma fiscale fatta bene frutterebbe parecchi consensi. Ma assolutamente sì. Allora, ti faccio notare che in un'intervista Tajani, ma vi parlo di 3 giorni fa, ha osato dire questa bestialità. Dobbiamo trovare il modo di pigliare i 1.700 miliardi di risparmio degli italiani, e parliamo di soldi liquidi, che in realtà la ricchezza degli italiani è molto superiore. I conti correnti. Sì, conti correnti, diciamo alla spiccia, e di convogliarli sul sistema delle imprese, così che lo Stato risparmia e può abbassare le tasse risparmiando sulla spesa per investimento. Cioè, questo è un discorso che neanche al Soviet Supremo sarebbero in grado di fare. Ma poi cosa lo fai una tantum? No, aspetta, perché poi va spiegato al ministro degli esteri che intanto che quel risparmio è già stato tassato, perché essendo risparmio si tratta di soldi che i cittadini, sui quali è già stato applicato il prelievo fiscale, hanno messo da parte, e finché democrazia resiste, uno con i propri risparmi fa quel cappero che gli pare, punto 1. Punto 2, il ragionamento non è che lo Stato deve risparmiare sugli investimenti per poi poter eventualmente abbassare le tasse. No, lo Stato spende oggi 1.180 miliardi, ok? Ma è possibile che su 1.180 miliardi
non si trova il 15% di tagli di spesa pubblica improduttiva da fare? Il bello è che nel momento stesso in cui Tajani diceva questa cosa, il signor Brunetta, alfiere di Forza Italia, si alzava lo stipendio al CNEL, uno degli enti più inutili che la storia conosca, a 250.000 euro. Nel momento stesso in cui Tajani diceva questa cosa, la RAI, dove alberga anche Sigfrido Lavitola, alza gli stipendi dei manager. E la RAI è proprietà del Ministero del Tesoro, dell'Economia. Sì. Cioè, mi domando, si può continuare a ragionare così? Cioè, che lo Stato spende quello che gli pare, comprimendo i cittadini, e quando ha bisogno di soldi per l'ennesima volta si rivolge ai cittadini. Ma che senso ha dire sono contro la patrimoniale e poi vagheggiare che tu avrai degli strumenti per intercettare il risparmio e metterlo dentro le imprese a vantaggio della riduzione dell'impegno sugli investimenti dello Stato? Poi facciamo così compri la spesa corrente. Ma è da matti. Facciamo il piano quinquennale espropriando i cittadini dei loro risparmi. È da matti. E il problema è che di fronte a queste bestialità non c'è una reazione uguale e contraria e forte da parte degli alleati, perché da una parte la Meloni è preoccupatissima di continuare a governare, dall'altra parte la Lega, per non disturbare i Giorgetti, sui temi economici sta schiscia, e invece le elezioni si vincono sui temi economici. Già. Carlo, tu hai parlato poi quando mi sento dire da Forza Italia che il nuovo sindaco di Milano deve essere Carlo Cottarelli, allora ciao. Ecco, questa qua l'avevamo già vista l'altra settimana, no? Era già venuta fuori, però adesso è praticamente ufficiale. Ma che roba è? Non lo so, cioè, la domanda, allora, Carlo Cottarelli è un bravissimo economista, è un analista con i controfiocchi, le cose che dice spesso e volentieri hanno un fondamento di buonsenso, ma è stato parlamentare del PD. Ora, che vi piaccia o non vi piaccia, è stato parlamentare del PD. Come ti presenti a un elettorato di centrodestra dicendo io a Milano il miglior personale politico che ho lo tiro fuori dal centrodestra, dal centro-sinistra moderato? Ma non è una follia solo immaginarlo. Già la Santanchè che lancia Di Pietro, ma perlomeno ha una sua, come dire, illogicità spiegabile. Lancia Di Pietro perché è uomo di popolo, perché comunque sta nelle corde, parliamoci chiaro, Di Pietro è stato ministro con i governi di centrosinistra, ma è un fascista dentro, sì. come quasi tutti questi. Già il Berlusca lo voleva con sé. Esatto. Allora, non credo che sarebbe adatto a fare il sindaco, ma detto questo, diciamo, nella follia c'è una minima spiegazione. Ma Cottarelli come te viene? Come ti viene in mente? E guarda che invece è una candidatura che loro porteranno avanti con grande. Ma perché? Ma perché Cottarelli fa parte di quel milieu che a Marina Berlusconi, alla famiglia Berlusconi piace molto. E poi parliamo di democrazia? Boh. Carlo, E intanto... la Lega questa roba qua non si incacchia e non è ancora in grado di dire per noi il candidato sindaco a Milano è Tizio. Dovrebbe giocare d'anticipo. Beh, forse non lo so, forse non c'è un candidato forte, che ne so, non è stato individuato in Vabbè, ho capito, però mi pare che qua ognuno vada un po' per la sua strada, però ognuno però va per la sua strada. Allora c'è perché Cainarca sarebbe un brutto candidato, voglio dire. Pessimo, secondo me. Insieme le due funzioni di cardinalizie e democratiche siamo a posto. No, il nuovo Borromeo. Pessimo candidato. In realtà però ognuno va per la sua strada, no? La Russa propone Lupi. Il problema è che quando poi ti svegli ti becchi Maiorino. Cioè, no, perché è abbastanza simpatica la cosa. La Russa propone Lupi, la Santanchè propone Di Pietro, Forza Italia propone Cottarelli e la Lega ha fatto le primarie da cui è uscito sostanzialmente Sardone. Allora facciamo un bel frullatone, cosa viene fuori? La Sardone, non lo so, perché viene fuori. No, la cosa io rido. La Sardone penso anche perché anche che abbia una sua popolarità. Però è come quando il centrodestra pensò a Napoli di contrapporre a Bassolino
uomo capace di fare tutti gli intrighi possibili e immaginabili e di gestire realmente il potere con la vasciaiola, con la Mussolini, che è una di grande appeal, eppure anche, detto, posso assicurare, al di là della faccia un po' un po' fuori squadra, buona come il pan francese, tant'è vero che Bassolino aveva titubato a un certo punto, perché io fui il protagonista di quella, cioè fui il protagonista, raccontai quella campagna elettorale. Ma non puoi pensare di fare sindaco dell'unica città realmente europea d'Italia, che è Milano, con una serie di problemi spaventosi che vanno dal riequilibrio della composizione demografica al ceto medio, alla gestione dell'area metropolitana integrata, alla ripresa della Milano che produce, non solo da Milano da bere. Insomma, c'è una serie di questioni enormi da affrontare a Milano, e non mi puoi proporre la Sardone per la quale io ho la massima stima, vorrei che fosse chiaro, ma hai bisogno probabilmente di una figura di maggior rilievo. Hai vinto le elezioni quando hai candidato Albertini a Milano, hai vinto le elezioni quando hai candidato Albertini l'hanno inquattato dietro Cottarelli con la Moratti. Esatto. Perché sanno perfettamente che se Albertini si mette in gioco da solo è una variabile impazzita dello schema. Ma non può essere il partito dei palchi presidenziali della Scala che vince a Milano, perché oggi Milano ha bisogno di parlare con i giovani, ha bisogno di parlare con i nuovi residenti, ha bisogno di trovare una spinta nuova di aggregazione sociale e produttiva, insomma, ha bisogno di uno schema amministrativo che sia degno di una grande capitale Secondo europea. me c'è anche bisogno di uscire dalla sbornia immobiliaristico-urbanistica catariota nella quale è precipitata. Tu sai che noi con La Verità abbiamo fatto una battaglia piuttosto pugnace sulla faccenda dell'urbanistica, abbiamo perso perché ovviamente poi tutti gli affaristi alla fine ti danno contro, ma questo è, e allora devi avere una personalità che non è solo popolare, ma deve essere anche adeguata al livello della sfida. Carlo, voglio ricordare i numeri ai quali gli ascoltatori possono scrivere, poi dopo le 10.30 apriamo anche le linee come al solito, quindi per chi vorrà intervenire dopo in diretta il numero è 02 92 94 7222, per chi vuole scrivere via WhatsApp o mandare anche audio il numero è 340 6709 659, poi vado a controllare se sono arrivati messaggi nel frattempo, però hai fatto riferimento prima, salto un po' di palo in frasca, a Sigfrido Lavitola, no? Tutti i giornali oggi ne parlano, il quotidiano La Verità apre la prima pagina con 2 articoli, il direttore Belpietro e Giacomo Amadori. Insomma, ci vuoi spiegare cosa hai capito te di questa storia dell'attentato a Sigfrido Ranucci, per il quale è accusato di tentata strage con metodo mafioso appunto Lavitola. E poi non si capisce il metodo mafioso da dove lo tirano fuori, ma insomma. Walter Lavitola a suo tempo tentò l'estorsione e il ricatto anche nei confronti di Berlusconi, che si era servito di lui peraltro per altre cose, no? La famosa compravendita di senatori e via dicendo. Cercò di ricattarlo sulla storia delle escort, allora, ed è amico e andava a cena dal 19 con quello che era l'oggetto dell'attentato, cioè Sigfrido Ranucci. Aspetta, Ranucci dice di più. Lavitola è uno dei collaboratori di Report e ci è servito per alcune inchieste. Sì, quindi diciamo confermando che quell'ambientino lì dei servizi dai quali vengono fuori le cose, no? Esatto. Allora, quello è il giornalismo. Infatti mi è piaciuto molto il titolo del pezzo del tuo direttore, ci vorrebbe un'inchiesta stile Report sulla bomba. Allora, vuoi sapere come la penso io? Sì, certo. Io ti dico che qualcuno dei servizi ha deciso di scaricare sia Ranucci che Lavitola e gliela stanno facendo pagare in questa maniera, e quando Ranucci dice fra le molte bugie che dice una verità, quando dice è una manovra trasversale. Sai come va tradotta manovra trasversale? Mi hanno fatto capire che sono diventato inutile per loro. E quindi hanno fatto quello che nel baseball si chiama il doppio gioco, cioè quando elimini 2 basi con una botta sola. Fai ricadere sulla Vitola una responsabilità che secondo me sarà difficilissimo da provare, ma comunque i magistrati ci lavorano. Ma poi il metodo mafioso dove sta?
Il metodo mafioso starebbe nel fatto che si sono mossi con la logica della cosca, ma la domanda è, Che gli ma se la esecutori sono camorristi, insomma. esatto, ma se la domanda è, ma se la vittima è un tuo collaboratore e ha l'accusa di mafia, o meglio, di metodo mafioso, tu che sei il paladino insieme a quell'altro saprofita degli articoli altrui che è Saviano, non senti la vergogna di questa accusa e invece di fare la vittima, perché non vai alla RAI e dici scusate ci siamo sbagliati, per me il Grande Fratello finisce qua? Perché quell'attentato e quest'inchiesta avevano come scopo, ed hanno secondo me come scopo proprio questo, di dire a Ranucci per te il Grande Fratello finisce qui. Perché evidentemente i mandanti di Ranucci, che sappiamo tutti quali sono, non a caso ha un fratello che sta nei servizi segreti della Guardia di Finanza, se non ricordo male, hanno deciso che lui non serve più. Punto. Quindi il report è finita? Sì, è finito Ranucci, ora se è finito il report non lo so, ma d'altra parte oggi leggo la Gabbanelli nelle sue data room che dice che la crisi dell'Ilva è cominciata quando la Guidi ha fatto fuori Bondi, il commissario ad acta, senza ricordarsi che il casino dell'Ilva è cominciato con le privatizzazioni fatte a capocchia di Prodi e con gli interventi della magistratura che hanno bloccato, hanno espropriato i riva di un bene acquisito legalmente, sai, a quel punto capisci tutto. Ecco appunto, l'epoca Gabanelli e l'epoca Ranucci hanno qualcosa in comune o sono due epoche completamente diverse No, di hanno report? tutto, hanno tutto in comune. Ah, è la stessa filiera, diciamo così. Sì, è la stessa filiera, solo che la Gabbanelli lo fa, siccome è più intelligente di Ranucci, lo fa con uno stile più subdolo, Ranucci lo fa in maniera da poliziotto sguaiato. Ecco, mi fai capire una cosa, quel tipo di giornalismo lì, a cosa serve, a parte quelli che ne sono protagonisti e ci fanno sopra le carriere, ma se mi metto nei panni miei e tuoi, cioè di due cittadini normali, a che cavolo ci serve quel giornalismo lì? A nulla, se non a soddisfare la sete e la fame che sempre c'è No, nel perché mi popolo. sembra tutto un gioco, diciamo, di interessi, di sgarbi, di ripicche, di tranelli tra compari che stanno in un mondo che non ha niente a che fare con quello delle persone Sì, normali. ma ti sto dicendo, serve, ma dai tempi degli imperatori romani ad oggi non è molto cambiato, a dire al popolino guarda che il potente può essere messo in difficoltà e tu puoi essere felice di questo. Che poi quel potente messo in difficoltà sia sempre lo stesso, gli argomenti sono sempre gli stessi, non importa, perché l'importante è fare show di questa roba. Ma la domanda è, secondo te Ranucci, come giornalista in un giornale serio, poniamo al Times, andrebbe al di là dello smistamento della posta? Questo ne hai più esperienza tu per poterlo dire, io non mi Siccome azzardo. voglio dire, io Mh, ho frequentato i piani alti del appunto, giornalismo italiano quando il giornalismo italiano era giornalismo italiano, tu lavoravi a e, Repubblica con un certo Scalfari, no? non solo, con una serie di altri signori che voglio dire. Appunto. Allora, capisci, quel giornalismo lì, Peppe D'Avanzo, che era uno che viveva di veline delle procure, E dei lo servizi? faceva e dei servizi, lo faceva molto meglio di quello che fa Ranucci, capito? Cioè, est modus in rebus anche nel diventare il ventriloquo dei poteri del deep state. E loro lo fanno male. Un altro che lo fa male è Iacona, un altro che lo fa malissimo è la Giannini, eppure servono tutti questi a dire esiste un pluralismo, che non è pluralismo, esiste la cialtroneria di un'informazione che è fuori completamente dai canoni del ti dico che cosa è successo, ti dico chi sono i protagonisti e ti dico quali sono gli effetti. T'ho detto che io sto scrivendo questo saggetto, che prima o poi finirò, che si intitola La morte del perché.
non so se ci hai fatto caso, tutte le inchieste presunte tali di Report non domandano mai perché, ma affermano. E il non esercitare il dubbio nel giornalismo certo. è la peggiore delle colpe, ok? Ma per esercitare il dubbio devi avere l'intelligenza di saper esercitarlo. Ecco, diciamo che avrei dei forti dubbi su questa componente indispensabile del nostro mestiere. Però tu hai Quindi poi pigli le scorciatoie, ti affidi ai servizi, trovi le veline nelle procure, eccetera. La domanda è, ma secondo te Garlasco doveva venire fuori come è venuto fuori perché un sostituto procuratore si è messo, un procuratore capo si è messo di buzzo buono per scoprire, sai che Garlasco è un effetto collaterale, no? Di un'altra inchiesta, per scoprire le malefatte all'interno dell'ordine giudiziario, e il giornalismo d'inchiesta dov'era? Andava bene Stasi in galera, punto, e Olindo e Rosa stanno in galera, perfetto, e il giornalismo d'inchiesta dov'è? Ma e Zuncheddu è rimasto in galera per 38 anni. C'è qualcuno del giornalismo d'inchiesta che, ripigliando quell'inchiesta giudiziaria, si sia domandato: ma le cose sono andate davvero così? Ma perché questa è in galera? Ecco, io vorrei domandarvi quanti sono i risultati processuali che hanno inciso sulla vita di persone e di comunità che questo giornalismo ha portato a casa. Guarda, qui apri un tema interessantissimo, sono le 10:30, ci fermiamo 2 minuti e poi lo riprendiamo perché avrei qualcosa da sottoporre anche alla tua e alla nostra collettiva di chi segue la trasmissione. Attenzione, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni, che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema La Bava di Lumaca biologica eudermica Rimas, 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora Carlo Cambi con noi anche un po' di ascoltatori che hanno scritto e poi ti passo i messaggi via WhatsApp al 340 6709 659. Volevo aggiungere un punto alla tua riflessione che condivido, peraltro perfettamente quello che hai detto prima circa
l'efficacia del giornalismo investigativo, che per la verità sul caso di Erba, del quale sono più al corrente perché me ne sono occupato più in dettaglio negli anni, devo dire che il loro lavoro eccelso lo hanno fatto dei colleghi giornalisti a partire da Edoardo Montolli e Felice Manti, che in tempo di processo scrissero il libro Il Grande Abbaglio, che fece molto incazzare il procuratore di Como che sosteneva l'accusa a Stori, no? Al punto che lo citò nella requisitoria con disprezzo, no? Il Grande Abbaglio. Il Grande Abbaglio aveva evidenziato cose del tutto vere, era un giornalismo investigativo vero e quei due lì non avevano niente a che fare con i servizi segreti o con gli ambientini della Vitola e del Ranucci, avevano fatto il loro lavoro. Peccato che quel loro lavoro lì, poi lo ripresero Antonino Monteleone, Le Iene, Max Andretta, compagnia cantante, cioè non è che non ci sia stata attenzione da parte di colleghi giornalisti, non c'è stata da parte di tutto il mondo giornalistico nel suo complesso, che ha deciso che quei due lì devono rimanere a marcire in carcere, così come Alberto Stasi, finché non è cambiata l'aria. Adesso lì la conosco meno anche il contesto, che mi sembra non meno malato di quello di Erba, anzi, quello di Erba, no, forse è peggio. Quello di Erba è ancora più malato per certi versi, no? Sì. Però dei validissimi colleghi il loro lavoro lo hanno fatto. Con ciò non si è mosso un mattone del muro, non di gomma, ma di mattoni cementati del mondo dell'informazione. E tra l'altro anche un magistrato di lungo corso ci ha messo la sua faccia, no? Il dottor Tarfusser, ha scritto esposti, denunce, ha fatto la richiesta di revisione documentata, meravigliosa, splendida. Gli hanno fatto l'indagine a carico suo, cioè gli hanno sporcato l'ultimo anno di carriera con un'indagine disciplinare del CSM. Ma a te ti risulta che allora, ascolta, collega allora fammi capire, Carlo, perché allora io voglio capire se il metodo mafioso è quello di La Vitola o quello del CSM. E tu lo sai che noi rischiamo un'accusa per vilipendio a secondo di quello che diciamo. Diciamo che no, è una domanda che sta nel limbo delle ipotesi, no? E anche delle suggestioni, se vogliamo, metaforiche, perché il metodo mafioso consiste nell'intimidazione di qualcuno, no? Esatto. Allora, ora io ti rispondo, non voglio sviare la domanda, ma ti rispondo con un'altra domanda. Tu te lo ricordi un Presidente della Repubblica che, sospettato di tangenti, chiama la RAI e a Reti Unificate e dice io non ci sto? Si chiamava Scalfaro, Oscar Luigi. Ti pare che in un paese dove c'è questa fioritura di giornalismo di inchiesta ci si potesse accontentare del io non ci sto? Perché è facilissimo azzannare Rosa e Olindo, sai? Beh, certo. Sono due poveracci. Bisogna azzannare però il Presidente della Repubblica, se vuoi. E altra domanda. Ti risulta che sulla faccenda delle mascherine, dei vaccini, il compagno Sigfrido La Vitola o la compagna Gabbanella abbiano mosso foglia? No. Ti risulta, tanto per dirtene una, che sulle privatizzazioni di Prodi, ivi compreso il regalo della Telecom alla famiglia Agnelli, ci sia stata un'inchiesta? No. Ti risulta che qualcuno si stia domandando perché Intesa San Paolo ha bisogno di Unipol per fare l'operazione Montepaschi e che cosa la finanza rossa stia guadagnando da quella operazione dopo aver distrutto il Monte dei Paschi risanato con 13 miliardi di contribuenti italiani? Ti risulta? No. Allora, il problema non è il metodo mafioso, il problema è che ci sono dei livelli ritenuti intoccabili, il CSM è uno di questi, ma a te ti pare che dopo quello che ha detto Palamara, appunto, niente. Non sarebbe dovuto chiedere da obbligare con i giornali il Presidente della Repubblica ad azzerare quel CSM? E invece oggi il protagonista di quella stagione, che si chiama Legnini, è sindaco di Chieti. E ho la vaga sensazione che quelli che hanno denunciato quella vicenda ci abbiano solo tratto del vantaggio in termini di propria posizione individuale. Su Rosa e Olindo indubbiamente c'è una, tra virgolette,
distorsione, ma chiamiamola mafiosa, nel senso della attenzione al ricatto. Ma quello che mi domando Ma è un sistema che pervade il paese, dove la prima regola è tengo famiglia. Ma tu ti domandi perché nei partiti oggi valgono solo le figure dei leader e non c'è l'organizzazione di un dibattito interno? Perché c'è sempre il tengo famiglia. Sì, no, ma questo è un tema veramente molto interessante. Io non so cosa ne pensino gli ascoltatori e le ascoltatrici. C'è un'altra questione che mi rimane qui fissa in tutte Cioè, queste ma tu ti storie. rendi conto che questo è un paese che rischia di avere l'esattore capo Ernesto Maria Ruffini, che è in possesso, perché sicuramente se li è portati via, di qualcosa come 30 milioni di profili di italiani sotto il profilo reddituale, può diventare presidente del Consiglio e nessuno muove ciglio? No, ma È normale, io rimango è normale? e a fianco di È questo, normale? e a fianco a quello che tu hai appena detto, io torno su quello che hai detto prima, perché a me veramente mi ha dato la fotografia di questo paese il discorso Palamara. Il capo dello Stato, che è il capo il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, non batte ciglio, non succede nulla. E questi stanno messi come peggio di prima, in termini di logiche partitocratiche, correntizie, di Spartitorie, gestione eccetera, del potere, spartitorie. Non è successo nulla. Questo forse 20 anni fa non sarebbe accaduto, io credo, La presumo. domanda è, ma il giornalismo d'inchiesta dove sta? Non c'è stato verso di uscire dalla palude. Allora, ti giro qualche messaggio. Intanto alle 9:50 scriveva Luigi da Treviso, poi ci sono forse anche delle telefonate, non so, ce n'è una, la passiamo, facciamo un primo giro di messaggi, poi sentiamo la telefonata, apriamo le linee allo 02 92 94 7222. Scriveva dunque Luigi da Treviso mezz'oretta fa: questa nuova sigla è un'ondata di ottimismo e di speranza. Grazie per il vostro prezioso lavoro, questa ce la prendiamo su e ce la portiamo a casa. Grazie. Maurizio, basta Cottarelli, sempre proposto da usciere a Presidente della Repubblica. Ridicolo. Un altro ascoltatore invece, Maiorino, ce l'ha con Maiorino no, è peggio di Sala costui, sempre in tema di sindaco di Milano. Penso, alla luce delle ultime pubblicazioni divulgate anche da lei alla radio, dottor Cainarca, che durante il ventennio l'Italia fosse governata meglio dei precedenti governi di sinistra. Le sinistre non sanno e non fanno governare Giovanni Giolitti, è la citazione del nostro ascoltatore. Poi c'è un lungo messaggio che riassumo. Graziella, ascolto ciò che dite, piango. Ho deciso, ritiro tutti i miei danè, scappo nel paese che non c'è. Ho capito che non ci sono più cervelli normali, purtroppo. Help. Anna Maria da Vicenza, per me Silvia Sardone è un sindaco giusto per Milano, sono anni che è presente come consigliere comunale, conosce bene le problematiche della città, ben preparata per amministrare Milano, scrive Anna Maria. Dopodiché sentiamo la telefonata, perché è già in attesa da un bel po' di tempo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno signori, sono Giovanni da Tivoli. Prego Giovanni. Volevo chiedere al professor Cambi se il fatto che la Germania si sia riarmata in questo modo così diciamo preponderante possa portare un elettore medio tedesco a considerare tra i socialdemocratici che comunque fanno disastri e l'estrema destra o parte dell'estrema destra dentro la destra che si esprime in certi modi, converrebbe dare un paese così armato a uno schieramento tale? E vorrei appunto sapere se secondo il professore questo riarmo così preponderante possa avere anche di riflesso questo incipit. Buona giornata. Carlo, ti lascio subito la parola e poi ti giro gli altri messaggi che non ho ancora Se letto. non ho capito male, la domanda è: ma la Germania così riarmata si può affidare all'FD e l'elettore tedesco farà questo ragionamento? Quindi Ma la mia domanda in più, Carlo, che ti faccio è: ma la AfD, se anche dovesse vincere, cos'è? Che voglia c'ha di fare la guerra?
secondo te? Ma l'AfD ha una voglia sola, andare da Putin dicendo basta, facciamo la Appunto, finita, appunto. ridacci il gas e torniamo ricchi. Sì, a lei Che ha non è ragione, neanche una gran esiste, cazzata, diciamo, no? no, Francamente. appunto, esiste il pericolo di affidare un esercito così preponderante in mano ad una formazione che francamente ha alcuni accenti preoccupanti. Però le faccio notare che la Volkswagen ha licenziato 100.000 operai. E fra 100.000 operai licenziati dalla Volkswagen e l'eventuale pericolo di un esercito consistente nelle mani dell'FD, secondo me la gente vota con la busta paga. Bene, ti giro allora i messaggi che sono arrivati nel frattempo mentre li stavo... Non so se la risposta è chiara. Sì, secondo me sì. Allora 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire in diretta in voce. Intanto i messaggi: Mariella, cambi e perché no Garavaglia sindaco di Milano? L'ex ministro è già sindaco di un piccolo paese, il suo. Certo serve... Non ho sufficiente competenza né sufficiente contezza del dibattito all'interno del centrodestra. Quello che so è che queste anticipazioni di nomi buttati là a caso non fanno sicuramente bene a chi deve poi tentare di scalare il comune, atteso che Sala è un disastro assoluto. Però, quindi insomma... Garavaglia sì, ma insieme a Garavaglia moltissimi altri, non ho idea. È un dibattito che il centrodestra deve fare senza pregiudiziali e cercando di finalizzarsi al miglior risultato possibile. Allora gli dico, perché non Guidesi? Tanto un altro che mi viene in mente. Infatti. Ce ne sono, non è che non ce ne sono. Ce ne sono, si tratta di scegliere meglio. Certo, buttare là Di Pietro, Cottarelli, tanto per muovere le acque, o la Sardone, che comunque è passata da una primaria, fra virgolette, e che quindi è legittimata ad aspirare, non ha senso se non lo metti all'interno di un quadro di programmatico con uno schema di alleanza e un disegno preciso di città. Allora ti scrivo, ti mando un messaggio, poi anzi più di uno, 3 o 4 e poi sentiamo anche una telefonata in attesa. Roberto da Parma, buongiorno Cardinale, grazie, ti saluto Roberto. Carlo, un quesito: il poliziotto avrebbe sbagliato, lo volevano arrestare, non essendoci riusciti gli decurtano lo stipendio per un anno, ma quando un procuratore sbagliando rovina la vita di innocenti, nessuno dei politici sente la necessità di utilizzare lo stesso metodo punitivo? Punto di domanda. Vedi alla voce avete votato a un referendum. Ecco, appunto. Comunque, c'è una bellissima domanda invece del nostro amico Roberto: ma dove vanno a dormire le lumache di Acerbis? Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere. Si portano dietro la roulotte, quindi infatti. Antonia... Però vi devo dire che il sito di Acerbis è fatto in una maniera esemplare. Bello, bellissimo. E poi Acerbis ci piace da morire a noi. Proprio lui anche, lui e la moglie. Intanto com'è questa frutta? È Acerbis. Intanto ti giro un messaggio di Antonia da Udine: il perché sparisce già nella scuola media e il dubbio non è previsto nelle superiori. Infatti i testi i testi scolastici traboccano di certezze, di affermazioni non discutibili e trasmettono ai ragazzi una visione manichea del mondo. Non potete immaginare spesso lo sconforto del docente nel leggere certi temi di italiano svolti da studenti delle quinte superiori, ci scrive Antonia. Lo so, perché purtroppo ho fatto anche il tuo mestiere e ti devo dire che noi abbiamo fatto di tutto per smontare quel metodo su cui è fondata la coscienza occidentale, che si chiama maieutica, utilizzato da Socrate, con la continua domanda al discente di spiegare le motivazioni di alcune cose. È chiaro che nel momento in cui decidi che devi avere, ma io me li ricordo, sapete, le intemerate di Prodi, che ci vuole più inglese, ci vuole più tecnica nelle scuole, perché dobbiamo essere... No, ci vuole più umanità, ci vuole più filosofia, ci vuole più domanda verso l'esistenza. Una volta che tu hai formato della gente così, poi gli insegni a usare il tornio. Allora, abbiamo una telefonata, Carlo. Scusa, finisco. Sì, prego, scusami. Non sono mai resi conto che avevano una visione medievale della società. Il mercante non spiegava mai
a quello che tingeva i panni, come si fa a tingerli? Perché è una visione feudale della società. A loro la libertà, la democrazia gli dà fastidio, perché come diceva Mazzini, se vuoi un popolo libero, comincia a liberare il singolo dall'ignoranza, ma questo non lo vogliono fare. Carlo, abbiamo una telefonata 0292 94 7222. Pronto? Buongiorno a entrambi, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Cercherò di essere sinteticissimo. Sì. Intanto, per quanto concerne il sindaco di Milano, non c'è speranza, perché tanto Forza Italia ha dei crismi diversi da quelli del resto del centrodestra. Noi dobbiamo rimanere legati all'Unione Europea, perché Forza Italia lo vuole, perché i Berlusconi lo vogliono. L'Unione Europea ormai sappiamo bene essere una costruzione tutt'altro che democratica, lo hanno fatto apposta, è la riproposizione del sistema medievale, i vecchi poteri che sono stati sconfitti nella seconda guerra mondiale, le monarchie, i baroni, mica per niente la von der Leyen arriva da lì, piano piano si sono ripresi il potere e lo gestiscono come l'hanno sempre gestito nei secoli scorsi. Sono in crisi di consenso, stanno secondo me cercando di tenerselo il consenso attraverso la creazione di un nemico. Il nemico è la Russia, il nemico è Trump e naturalmente il potere rimane alla Germania, che insieme alla Francia ha sempre tenuto in mano l'Europa e continuano ancora adesso. Io la vedo veramente male. Non ho mai pensato che potesse scoppiare una guerra, ma secondo me tra qualche anno faranno di tutto per farla scoppiare. Se non fermano la Le Pen e non fermano AfD, vedrete che succederà. Ciao, grazie. Ok, Carlo, hai qualcosa da aggiungere? Sì, no, cioè nel senso che con considerazioni che a pelle condivido, mi auguro che non sia esattamente così, ma insomma, però vedo una cosa, vedo l'incapacità dei partiti italiani di reagire a questa cosa, ma anche della stampa italiana. Sai, c'è una notizia che non ha dato nessuno, che lo spread dei titoli francesi è superiore allo spread dei titoli italiani. Te lo ricordi che per anni ci hanno rotto le balle con lo spread, l'Italia, paese, quando c'era Berlusconi, paese straccione, eccetera, eccetera. Bene, oggi lo spread italiano è inferiore allo spread francese, ma nessuno ne parla, perché vorrebbe dire riconoscere a Giorgetti di aver tenuto i conti abbastanza in ordine, perché vorrebbe dire riconoscere che sullo spread si è giocato in Europa per condizionare le scelte elettorali, complice ovviamente Mattarella, prima Napolitano e poi Mattarella. Ma tutto questo non viene raccontato. Ecco, però Carlo, questa storia dello spread a me da cittadino mi dà un fastidio terrificante, perché anche dire sì, sono stati bravi, lo spread è basso, significa ammettere che sei sotto catena, no? Per cui per essere bravo bravino devi stare alla catena, devi essere schiavo. E questa roba qui a me mi fa incazzare. Mi piacerebbe che lo spread invece salisse a 8 miliardi, no? Per dire rompiamo no, per dire, dico una stupidaggine ovviamente, però questo fatto di dire sono stati bravi, lo spread è basso, hanno tenuto i conti in ordine. Ma sai, a che prezzo però? A prezzo di rinunciare a fare una politica. Certo, sono d'accordo con te, ma il problema è che tu hai accettato quel patto di stabilità. Appunto. E avevi promesso agli elettori che non ti saresti mai più piegato, certo. non ti saresti mai più piegato alle volontà europee. Nel momento in cui accetti, poi ti devi adeguare. Però ti faccio osservare una cosa, che a Roma gli schiavi diventavano liberti quando avevano un potere d'acquisto proprio. Quindi se ti vuoi liberare da questa Europa hai due strade: o mandi all'aria tutto, e sarebbe la soluzione migliore, oppure fai talmente bene i compiti che li guardi e gli dici e ora rendete conto voi a me. Questa è la strada. Può essere interessante. E allora Milano, scrive un ascoltatore o ascoltatrice, non è più dei milanesi già da un bel pezzo, quindi Maiorino è il candidato perfetto, senza troppi sforzi. Presidente della Repubblica, scrive Fiorenza dalla Val Susa, e vorrei il grande Riccardo Muti. A me non piacerebbe affatto, è mia opinione personalissima, però insomma de gustibus. Abbiamo... non so che meriti potrebbe avere Muti per fare il Presidente della Repubblica, se mi dici non riuscendo ad abolire
l'istituto dei senatori a vita, lo voglio senatore a vita, mi trovi d'accordo. Presidente della Repubblica avrei dei problemi, francamente. Audiomessaggio e poi una Ma telefonata. scusa, ma Sabino Cassese proprio vi sta sulle palle, non vi piace per niente. Vabbè, Io sono d'accordo su Sabino Cassese. Mi piace, a me piace. E forse sarebbe... è l'unico che parla con cognizione di causa senza avere le soluzioni preconcette. Ma egli sarà libero secondo te? È libero? Ma lui proprio perché è persona libera ti dice ma sapete che c'è, ma fatevelo voi. Allora abbiamo un audiomessaggio e 2 telefonate. Sentiamo l'audiomessaggio e le 2 telefonate in rapida successione. Buongiorno Giulio, buongiorno dottor Cambi, buongiorno a tutti gli radioascoltatori. Giovanni da Bergamo. Vorrei così fare un paradosso. Se nessuno, ma proprio nessuno, nemmeno uno, andasse a votare alle prossime elezioni, che cosa succederebbe? Che fine farebbe la nostra cosiddetta democrazia? Ciao Giovanni da Bergamo. Le 2 chiamate in successione. È un'incognita del terzo tipo, cioè non è realizzabile, però. Sì, infatti. È abbastanza un'incognita del terzo, triplo, quarto tipo. Esatto. Abbiamo 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Aldo da Bergamo, buongiorno. Esulo dal vostro discorso. Prego. Mettermi solo al corrente. Allora, io ho acquistato, sono un piccolo imprenditore, ho acquistato un Magnitude telescopio da 150.000 euro. Faccio mettere satellitare, ma arriva la circolare dal venditore che prima di mettere satellitare devo chiedere il permesso ai sindacati all'utilizzazione per gli operai. Cioè, ma scusatemi, se lo rubano chi me lo paga? Io prima di mettere un satellitare su un mezzo da 150.000 euro sui 4 pulmini devo chiedere permesso ai sindacati per la privacy dei dipendenti. Ma qui stiamo rasentando l'assurdo. Ma non è che esula tanto dal nostro discorso. Cioè qui sta, non so, le semplificazioni qui stanno, è una cosa fuori di testa. È come il discorso dalle 12:30 alle 4:30 che non si può lavorare per il caldo. Mi danno 28 o 30 euro gli operai. Io ho gli uffici fermi tutti i giorni 4 ore, cioè che li pago ma non ho produzione, è un problema mio. E allora non gliene frega niente, ti danno 2 miliardi di multa se ti vedono lavorare. Come dico, gli operai sono tutti ignoranti, quando fa caldo non si bagnano, non bevono, sono tutti degli animali. Non lo so. Va bene, grazie, buongiorno. Carlo. Che ti devo dire? È di fronte a questa roba che io mi arrabbio, capito? Cioè, lui c'ha ragione, ma voglio dire, ma tu te lo immagini un povero scarpaio di casette d'ete che deve certificare la pelle da dove gli è arrivata, ma non da quale conceria l'ha comprata, perché probabilmente l'ha comprata dalla conceria di Santa Croce che lavora alla maniera etrusca, quindi con i tannini vegetali senza inquinare. No, deve andare a cercarsi qual è l'allevatore cileno o argentino da cui è stata comprata in origine la pelle e sapere se quell'allevatore ha o non ha i requisiti ambientali chiesti dall'Unione Europea, e nel caso in cui non li abbia deve pagare una tassa per adeguarsi. Questa è l'Europa che avete costruito. Allora, ti giro gli ultimi messaggi. Un ascoltatore vorrebbe sentire Salvini in radio per spiegare cosa sta succedendo a Milano, quali siano anche i programmi della Lega per il prossimo anno e per il prossimo eventuale governo. Fuori Tajani dalla coalizione, scrive il medesimo ascoltatore. Dopodiché abbiamo un audiomessaggio dalla regia, adesso lo sentiamo. Buongiorno Carlo, buongiorno Giulio, sono Walter. Io sulla posizione, sulla inoperatività del Presidente, del signor Mattarella, perché il Presidente della Repubblica io lo rispetto, il signor Mattarella meno, sulla sua inoperatività io penso che lui da piccolo giocasse a 1, 2, 3 stelle e fosse il campione del mondo. Nel senso che quando succede qualsiasi cosa lui sta fermo, se qualcosa che lo coinvolge, altrimenti va a fare i discorsi, come dire, non scontati, ancora di più, mettendosi sul palco. Allora, noi abbiamo uno Stato che chiaramente
puzza dalla testa, e quando il pesce inizia a puzzare dalla testa. Siamo in questa situazione qua, e tutto quello che dite è più che condivisibile. Non riesco a capire come si faccia politicamente a non attaccare questo sistema. Sul discorso di Garavaglia vorrei ricordare che era ministro del turismo sotto Covid e che bloccò la stagione sciistica quando tutti gli operatori del settore erano già pronti, visto che non c'era più il lockdown, erano pronti a partire. Lui dalla sera alla mattina ha bloccato la stagione sciistica. Questo è Garavaglia. Quella era un'epoca di tante cose particolari, quella della vicenda Covid, l'epoca Covid. Comunque, Carlo, se hai qualcosa da dire, ti lascio la parola, poi c'è un'ultima domanda. No, direi di no, perché diciamo, sono giuste espressioni dei lettori e gliele lasciamo. Mattarella è quello che è, ragazzi, ma è l'espressione di una cupola di deep state che governa il paese indifferentemente dalle opinioni espresse nelle urne, cioè, questo mi pare evidente. Ma vi ricordate che Mattarella è quello che ha detto a Savona non puoi fare il ministro perché certo, hai una posizione anti-europea, dai. Appunto. Carlo, l'ultima domanda che ci riporta poi al titolo d'apertura adesso dell'agenzia Fu Stefani. Ci domanda Alberto da Colnago cosa pensate di Rutte che dalla Turchia dice che l'Ucraina sta vincendo la guerra. Possibile che il capo della NATO, non uno che passa per strada, mente sapendo di mentire in Mondovisione, indirettamente ci sta dicendo che ci ritiene tutti deficienti. Anche Trump dice la sua dal vertice NATO medesimo, molto arrabbiato con la NATO, noi trattati ingiustamente, l'Italia ha fatto molto male con le sue basi, con la Spagna chiusi i rapporti commerciali, è un caso senza speranza. Iran malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito e sono ripresi i bombardamenti. Carlo, 30 secondi per chiudere su questo. Che dici? Allora, su Rutte mi viene l'espressione latina homine nomen, cioè... Un nome, un presagio, anzi esatto. più che un presagio, una certezza. Una certezza. Su Trump che vi devo dire? Trump fa della teoria della confusione il suo credo. Se aspettate un po', fra 2 ore Erdogan diventerà un assassino e gli iraniani candidati al Nobel per la pace. Carlo, perdonami, c'è un'ultima cosa prima di salutarci, perché abbiamo parlato di servizi. E sul Corriere della Sera oggi vedo che lo riprende anche il noto sito di servizi di informazione, naturalmente, Dagospia. È stata ripresa questa notizia dell'arresto di 2 ex agenti segreti che vendevano informazioni a Mosca. Che roba è, proprio sinteticissimamente? Ma è quello che c'è normalmente in giro per l'Italia, cioè noi siamo un paese pontile, siamo una centrale d'ascolto, siamo pieni di spie che fra l'altro piacciono moltissimo anche al ministro della difesa e niente, è l'attività normale di delinquenza legata alle informazioni, ma insomma non mi stupirei più che tanto. La domanda che mi farei è invece un'altra: ma perché noi manteniamo un Copasir che non è mai in grado di intercettare le malefatte? Comitato parlamentare di controllo sui servizi. Benissimo, grazie a Carlo Cambi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, sono intervenuti, non sono intervenuti. Facciamo ancora in tempo a sentirci, no, forse no, settimana prossima, vediamo perché mi tocca fare le ferie qua, perché sennò non le smaltisco più. Quindi Carlo, grazie per il momento. Poi, povera creatura, poverino. Grazie mille a Carlo Cambi. A proposito, ma lei è stato comunicato? Da chi? Dove? Quando? Perché? Da Leone XIV, non ancora. Non aveva la lefebbre alta? Non ancora. Va bene, ho capito. Allora stia in pace, cardinale, stia bene. Grazie al gran maestro Carlo Cambi, un saluto a tutti. Adesso arriva con voi Sammy Varin che ricelebra il suo compleanno sempre in diretta, sempre senza paura. Complimenti Sammy, auguri di cuore, veramente, dopo tanti e tanti anni che frequentiamo le stesse balaustre radiofoniche. Buona prosecuzione di ascolto a tutti, sono in ritardo, non poteva non essere perché è questo il mio regalo di compleanno a Sammy Varin. Io lo faccio sempre, per cui non è un regalo originale. Ogni volta sfondo 1 minuto in più e gli sottraggo 1 minuto in più. Quindi è un regalo a togliere. Che bello, che intelligente che sono, che fine, che sensibile. Anzi, starei qua ancora un quarto d'ora a parlare adesso prima di dare la linea a Sammy Varin, che è lì che guarda e dice: ma sto coglione, dov'è che l'hanno pescato? Buon pomeriggio. Ciao.